Buongiorno ed un saluto a tutti voi da parte della UIL del Veneto. Il vostro è un appuntamento importante di un attore straordinario della vita economica e sociale di questo territorio. Anche noi come UIL del Veneto abbiamo tenuto il congresso durante quest'anno in un difficile, anzi direi drammatico contesto per questo territorio, e devo dire che i nostri lavori e tutta la nostra attività, i nostri interventi si sono concentrati su due parole nel nostro congresso. La prima parola era ripartire, la seconda parola era come. Due cose molto importanti, convinti di dover noi, come voi, come altri attori importanti di questo paese e di questo territorio, fare tutti la nostra parte. Fare tutti la nostra parte perché anche noi come sindacato, al di là delle ormai quotidiane esternazioni di chi non intende confrontarsi con nessuno, pensiamo invece che dobbiamo mettercela tutta per dare un contributo vero, per dare la risposta a tutti coloro che rappresentiamo, che poi sono la parte più debole e sofferente di questo paese. Perché nonostante ci troviamo in una delle regioni più industrializzate d'Europa, però ormai questo va visto in un contesto di relatività globale. Nonostante siamo in una delle regioni più industrializzate d'Europa, probabilmente il Veneto, proprio per il suo DNA di vocazione industriale, è la regione che ha patito più di altri e forse maggiormente le conseguenze di questa grave recessione. Non è il caso di dare numeri perché Adriano li ha già dati tutti, è una luttuosa lapide in continua evoluzione, però voglio dire, ricordiamoci, abbiamo un tasso di occupazione che non si schioda dal 64%, abbiamo un tasso di disoccupazione che ormai ha raggiunto il 13% anche qui da noi, ogni anno 1500 aziende avviano procedimenti di crisi coinvolgendo 30.000 lavoratori e abbiamo le saracinesche delle nostre città sempre più chiuse, abbiamo delle gru che ormai sono spostate dal vento ma che sono arrugginite. Leggevo ieri l'altro che ormai nel Veneto 200.000 famiglie sono interessate da questo dramma della crisi e che il 20% di famiglie hanno dovuto persino cambiare le abitudini alimentari. Allora è chiaro che quando succede questo si allarga anche poi la crepa tra ricchezza e povertà, si allarga anche la crepa tra certezze e incertezze e molte volte va nella rassegnazione, che poi è difficile ripartire anche con l'ottimismo quando c'è la rassegnazione. Fortunatamente nel Veneto abbiamo potuto e saputo tamponare ed alleviare conseguenze ancora più gravi con la politica degli ammortizzatori sociali, mi riferisco a quelli in deroga, anche se, voglio dire, sappiamo sono sempre state insufficienti per il numero e anche per il periodo e quindi occorre anche per il futuro maggiori risorse per quanto riguarda questa importante partita. A queste poi si sono aggiunte anche le sospensioni del settore artigiano provenienti dagli enti bilaterali. La bilateralità del Veneto non a caso è considerata un gioiello e al di là di tutti i dati positivi diciamo che la bilateralità del Veneto, oltre che diminuire alcune perdite di lavoro, con opportuni investimenti quest'anno sono riusciti ad avvicinare al mondo del lavoro solo nel 2014 oltre 2.000 ragazzi. Così come voi, la Lega Coop, anche voi siete stati protagonisti di importanti progetti, quantomeno per tamponare ed alleviare una situazione che poteva essere ancora più drammatica. Mi riferisco ai cosiddetti operai manager, che ha permesso di salvare le aziende, di salvare i posti di lavoro. Credo che sia una strada interessante che vada percorsa e
una sfida che vada affrontata, per ritornare alle parole di Adriano Rizzi. Ma così però, come ha detto Draghi, non è che noi aspettavamo lo dicesse Draghi, però dicendo che l'ha detto Draghi, dice avevamo ragione noi che 2 anni che lo diciamo, il nodo vero è quello di rilanciare la domanda interna, rilanciare l'autoalimentazione della nostra economia, e Draghi stesso lo ha dovuto dire. Per fare questo non si fa attraverso talk show, attraverso proclami, attraverso promesse, ma attraverso i fatti. E allora le ricette più semplici per fare i fatti, non parole, noi le abbiamo dette. L'Elena le ha già anticipate: aumentare le buste paga, rinnovare i contratti di lavoro. 7 milioni di persone sono senza contratto e metà di questi 7 milioni hanno come datore di lavoro lo Stato. Rivalutare le pensioni, così come è indispensabile, sì, è giusto attingere in maniera intelligente dei soldi della Comunità Europea, però è anche indispensabile recuperare veramente quei 200 miliardi di evasione fiscale, per permetterci a tutti di pagare tutte le tasse e pagarle meno, per rilanciare il sistema produttivo e per fare quelle infrastrutture che diceva Rizzi. Per noi, come già sapete, lo ha detto anche l'Elena, il governo continua invece su una strada che non ha ancora prodotto risultati. Noi abbiamo avanzato riserve di merito e anche di metodo. Crediamo infatti che il costruttivo dialogo tra tutte le forze sane di questo Paese possa ancora rappresentare, come è già stato fatto nel passato per situazioni altrettanto drammatiche, la migliore ripartenza per il Paese, e anche per dare, secondo me, importanza, valore e colore a quelle 13 parole che giustamente avete messo nella vostra locandina. Vi ringrazio e vi do buon lavoro.